Sì, direi che votate per chi volete, ma andate a votare il più grande partito e il più grande avversario che abbiamo sia noi che il centro-sinistra è rappresentato dall'astensionismo, quindi direi che è utile che si invitino i cittadini ad andare a votare in una convocazione che è irrituale, in una convocazione che non ha una minima election day con qualche comune, perché lo stesso comune di Venezia che scadeva con noi andrà a maggio, e quindi io spero che anche da questa vicenda si tragga l'insegnamento di fissare in questo paese un election day, che so, la seconda domenica di maggio, notare che noi sappiamo che tutti gli anni la seconda domenica di maggio tutto quello che c'è da votare e da eleggere ce lo ritroviamo lì. Come stare vicino poi agli industriali anche magari in un'altra veste, perché le richieste sono abbastanza chiare, no? Finanziamenti importanti, continuità dopo il PNRR, c'è una questione che riguarda un po' le guerre, insomma, quindi una geopolitica, una questione di mancanza di lavoratori che non si reperiscono sul territorio. Ma guardi, i problemi degli industriali sono i problemi della nostra comunità, non è che ci sono gli industriali e poi c'è il resto del mondo. Quindi noi dobbiamo vivere fino in fondo, a prescindere dalle cariche, dalle istituzioni che rappresentiamo, i problemi dell'economia del territorio. Peraltro siamo un'economia importante, 197 miliardi di PIL, abbiamo circa 600.000 partite IVA e con una caratteristica che è unica: noi non abbiamo un modello di sviluppo fordista, ma è quello del distretto industriale diffuso, tant'è vero che l'80% delle imprese in Veneto hanno meno di 15 dipendenti. Quindi per noi, diciamo, i temi che pongono gli industriali, che pongono le imprese in generale, sono temi vitali per tutta la comunità. Che cosa farà dopo sabato e domenica? Una Non me l'ha mai chiesto, vacanza? non me l'avete mai chiesto, è la prima volta che me lo sento No, ma chiedere. dico una vacanza al di là Ma no, ma della che questione. vacanza, no, no, è assolutamente, nel senso che innanzitutto cercheremo di capire che risultati saranno, dopodiché immagino che ci sarà da fare qualcosa anche in regione, poi vedrò di decidere, diciamo, quale sarà il mio futuro, però sono concentrato sulla regione e soluzioni che sento balenare, che leggo, sono tutte soluzioni che eventualmente arrivano prima dell'estate o è estate inoltrata, per cui al momento sono assolutamente impegnato sul fronte della regione ed è fondamentale ricordare ai cittadini che si andrà a votare.